Nonostante le docce fredde di Musumeci è sempre caldo il fronte del totonomine sugli assessori della giunta regionale. I dettagli. Irene Milisenda. Il progetto era una mediateca. Vittorio Sgarbi, già designato assessore regionale ai beni culturali nel totonomine che imperversa già da prima del voto del 5 novembre, sarebbe invece fuori dalla squadra di governo che il presidente della regione Nello Musumeci e gli alleati della maggioranza di centrodestra sono impegnati a costruire. A Forza Italia spetterebbero 5 assessorati regionali e tra i più accreditati non vi sarebbe più il nome di Vittorio Sgarbi, al quale, a rimedio a compensazione, dovrebbe essere affidato un importante incarico tecnico, come ad esempio la direzione di Villa del Casale a Piazza Armerina, altrimenti un posto sicuro alle prossime elezioni politiche nella primavera del 2018. Ancora Forza Italia avrebbe confermato tra gli assessori il vicepresidente della regione Gaetano Armao con delega all'economia, poi il già capogruppo all'assemblea Marco Falcone, aspirante assessore alla sanità o all'agricoltura, e poi gli altri 3 assessori sono attesi da Trapani, Messina e Agrigento con Riccardo Gallo. Il partito di Gianfranco Miccichè pressa anche per un sesto assessore al posto di Sgarbi, ma su tale pretesa pesa l'incognita delle elezioni dello stesso Miccichè a presidente dell'Assemblea regionale. Poi in quota UDC sono in aumento le quotazioni di Ester Bonafede, già assessore regionale alla famiglia nel primo governo Crocetta, e insieme alla Bonafede ancora per l'UDC è pronta a trasferirsi da Palazzo dei Normanni a Palazzo d'Orleans la Grigentina Margherita La Rocca Ruvolo. Poi i 2 assessori in quota popolari e autonomisti sarebbero Roberto Lagalla e Totò Cordaro, e Roberto Di Mauro competerebbe invece per la vicepresidenza dell'Assemblea regionale, e poi Alessandro Aricò di Diventerà Bellissima. Un altro assessorato, l'ultimo, è rivendicato con forza da Fratelli d'Italia Noi con Salvini.